Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati e ciao a tutti amici dell'oroscopo, come state? Ultimo inizio settimana di agosto, iniziamo con questa notizia, intanto per chi ancora non si fosse ambientato. Partiamo però subito con le novità, andiamo a capire come sarà questa giornata e lo facciamo insieme alle nostre stelle come sempre, insieme a me Maria, che intanto vi do il buongiorno per iniziare al meglio, ma passiamo subito alle novità. Partiamo dai nostri Ariete, un lunedì dinamico vi attende a voi con le stelle del firmamento, wow, che immagine, che vi stimolano a varare nuove iniziative, a cercare l'incontro con gli altri piuttosto che lo scontro, meglio così. L'ironia forse non salverà il mondo, lo sappiamo, ma vi consentirà almeno di giocare con il toro invece di afferrarlo per le corna, ed è meglio così. Toro, eccoci a voi, ma non vi vogliamo afferrare per le corna. Ritornate al lavoro corredati di un piglio più deciso, ottimo. Affrontate gli impegni con la ferma intenzione di avere la meglio su quanto rimasto in sospeso. Un'ottima energia per iniziare la settimana. I vostri simpatici animaletti domestici invece sono un po' troppo esuberanti. Beh, una bella corsa all'aria aperta farà bene, ma non solo a loro, proprio a tutti. Gemelli, eccoci da voi, luna benevola, e già con questa notizia iniziamo bene, anzi ottimamente la settimana. Grossi successi per voi in vista in ambito professionale, insieme a idee vincenti e azioni adeguate. Cosa volere di più? Bel momento anche per l'amore, qui vi volevamo dichiarazioni, proposte e avance inoltrate con elegante romanticismo, bravi! Cancro, e anche con voi parliamo di Luna, la bianca signora che però in questo caso è un po' di traverso insieme a Mercurio. Qualche conflitto in famiglia vi attende, inseguite la pace ma gli altri non vi capiscono proprio e non collaborano nemmeno, non sembrano nemmeno provarci. Lunghe riflessioni e interessi profondi, quindi metterete in luce la bellezza interiore riservata solo agli intenditori però. Invece voi del Leone avete un'atmosfera oggi improntata all'apertura e al movimento, voi siete ancora in piena estate, viaggi e contatti poi interessanti allargano il vostro giro e aumentano pure la presa che avete sugli altri. Beh, bene, almeno così per iniziare. Il piacere di piacere crea un circolo virtuoso, avete capito questo concetto, con effetti galvanizzanti sia in amore sia nella carriera. Vergine, eccoci, contraccolpi di Marte sono mediati oggi da combinazioni fortunate e da persone disponibili che per fortuna avete accanto. In più, dedicandovi all'espressione artistica, scoprite talenti nascosti, sì, i vostri. La collaborazione con gli altri poi argina lo stress, provare per credere. Un peso è più leggero se lo suddividete in tante parti, sembra avere un senso, vero? Bilancia, luna serena e beata nel vostro segno, siete un ottimo punto di arrivo. Annuncio di un lunedì piacevole, lo urliamo ad alta voce, fatto a vostra somiglianza quasi. Affetti, amore e acquisti sono tutti dedicati a voi. Affabilità, poi socievolezza e tanta vivacità vi rendono un polo di attrazione sia per amici che per conoscenti. Questa settimana non poteva iniziare meglio di così. Giornata di esplorazione invece della sfera interiore per i nostri Scorpione. Viaggi dello spirito accarezzati, vissuti o sognati vi trasportano quasi in una dimensione ultraterrena, pensate un po'. L'orecchio è teso ad ascoltare la voce del desiderio che questa volta aspira a libertà, ambiti aperti e leggerezza, soprattutto tutto ciò che vi serve. Sagittario, e anche con voi ritorna la luna amichevole in Bilancia, promessa di tranquillità quindi per questo nuovo inizio. Una storia d'amore che attende una decisione oggi può subire una piacevole accelerazione, sarete proprio voi a premere sul pedale. Rappacificazione poi per chi avesse avuto qualche piccola ripicca con il partner, condita da una cena romantica in una location esclusiva e raffinata, oppure semplicemente a casa, ma cucinata dalla dolce metà questa volta. Capricorno, e qui iniziamo con un'immagine piuttosto interessante. La bianca signora e Mercurio in Bilancia possono rappresentare la classica buccia di banana, avete capito bene, su cui rischiate di scivolare correndo dietro alla perfezione, quella che ricercate sempre. Sarete travolti infatti da impegni e anche da battaglie oggi, da cui comunque uscirete puntualmente vittoriosi, ma attenti a non scottarvi. Acquario, anche per voi Luna e Mercurio ma questa volta in trigono, la configurazione ideale per voi per vivere in un clima spensierato, disinvoltura, spigliatezza e una comunicativa che coglie, anzi colpisce nel segno la vostra. È tempo di osare in amore e pure sul lavoro, fatevi avanti con sicurezza, coglierete occasioni d'oro a dir poco. E chiudiamo con i nostri pesci. Oggi avete bisogno di concedervi una pausa di relax prima di buttarvi, di gettarvi in nuove partite, in nuove avventure. Dedicatela a voi stessi, ai vostri sentimenti molto importanti. Ripartirete così con una marcia in più, con tanta energia. La giornata poi scorre tranquilla, come un fiume che ormai è giunto alla foce, quindi calma piatta, godetevela tutta. Ed è tutto anche dalle nostre stelle, tra queste immagini sognanti. Il nostro oroscopo si chiude qui, ma vi aspettiamo ancora domani. Continueremo a seguire tutte le novità insieme. Intanto una buona giornata a tutti, un buon lunedì e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.